Il Signore sia con voi. Diamo il benvenuto al coro Prosiek, al Galliera, a tutti voi che siete venuti oggi a celebrare la festa di questo paese, di Forzous, la festa di Santa Lucia. Don Vittorino mi prega di scusarlo perché è indisposto. Dopo il Covid non riesce a recuperare la bronchite che ha, no? E allora ha chiesto a me di venire oggi e anche la notte di Natale. Preghiamo anche per lui perché recuperi un po' la sua salute. Preghiamo anche per noi tutti secondo le nostre intenzioni. Ecco, per presentare bene queste intenzioni al Signore dobbiamo chiedere perdono e preghiamo l'uno per l'altro. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Ognuno di noi offre al Signore la sua intenzione per questa Santa Messa. Poi il sacerdote, usando la colletta, a raccogliere, offrirà le vostre intenzioni al Signore. Guarda, o Padre, il tuo popolo che attende con fede il Natale del Signore e fa che giunga a celebrare con rinnovata esultanza il grande mistero della salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
najuriskata, pjeskawa an zapuščena zemlja. Veseli naj se pustota, an naj suote unarcisa. Moćno kucuote, naj se veseli, andon se uriska. Dan i bo, Vericasto Libano, ljepota Karmela an Sarola. Gledali boju, gospodu Velikastro, ljepoto naša Boga. Zmotite naše trudne roke, utrdite koljena, ki kliče, rečite tistim, ki so Božje srca. Bodite moćni, ma se ne bojte, gledite vas Bog, maševanje prhaja, Božje poročilo. On prhaja, da vas rijesi. Takrat se boju začele, vidate očeta slepih. Juhe se boju odprle oka. Takrat se bo, te čutasti skakali ku jelene, i dzek te butasta, bo u risku. Tistih je Gospod rijesu. Se boju vrnili, a pršle. Pred semjo nasijo. Na naš lao bo veselje zanimar dozli boju radost, veselje zalost, an obuhaje voda utekla. Tela je Božja beseda. Dalla lettera di San Giacomo Apostolo. Siate costanti, fratelli miei, fino alla venuta del Signore. Guardate l'agricoltore, egli aspetta con costanza il prezioso frutto della terra finché abbia ricevuto le prime e le ultime piogge. Siate costanti anche voi, rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. Non lamentatevi, fratelli, gli uni degli altri, per non essere giudicati. Ecco, il giudice è alle porte. Fratelli, prendete a modello di sopportazione e di costanza i profeti, che hanno parlato nel nome del Signore. Parola di Dio.
me, mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio. Alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo per mezzo dei suoi discepoli, mandò a dirgli: sei tu quello che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Gesù rispose loro: andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano. Ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo. Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle. Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono con abiti di lusso stanno nei palazzi del re. Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più di un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via. In verità io vi dico, fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Parola del Signore. Mi dovete scusare se non cambio lingua, potrei cambiare tre, no? Essendo missionario inglese, cinese, ok, ma lo sloveno purtroppo non l'ho imparato. Allora, vediamo, il Vangelo oggi ci parla di Giovanni il Battista, come il Vangelo la settimana scorsa ci parlava di lui, che nel deserto gridava di preparare la via al Signore, sgridava chi non si convertiva, no? Soprattutto i farisei e i sadducei. Oggi questo Giovanni si trova in carcere, il Vangelo dice, perché aveva fatto perdere la faccia al re, che gli ha detto: non ti è lecito tenere come sposa tua cognata, la moglie di tuo fratello. E allora lei, per vendetta, l'ha messo in prigione e poi gli taglierà la testa. Giovanni, che è in carcere, in prigione, ha dei dubbi su Gesù. No? Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Perché lui preparava la via con una predicazione diversa da quella che fa Gesù, una predicazione sulla giustizia, una predicazione su come si può dire, il castigo di Dio per chi non si converte, mentre Gesù ha un altro modo di predicare, porta speranza, riconciliazione, no? Ed è confuso. Giovanni e Gesù erano cugini. Giovanni seguiva uno stile di predicazione e Gesù lo imitava. Nel Vangelo di San Giovanni
detto, Giovanni Battista battezzava su un lato del Giordano, mentre Gesù battezzava sull'altro. Alcuni discepoli di Giovanni sono passati poi da Gesù, Andrea, San Giovanni, l'Evangelista. E poi una cosa interessante è che tutti e due, anzi meglio Gesù, usava l'invito a convertirsi che usava Giovanni. Convertitevi perché il regno di Dio, il regno dei cieli è vicino. Gesù ha iniziato con queste parole, con questa frase. E a un certo punto certamente c'è stata molta amicizia tra di loro due. Allora vengono questi dubbi: sono io nel giusto, che ti ho preparato la strada, o che cosa succede? No? Come risponde Gesù? Risponde: andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete. No? I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano. Non comincia a discutere, dite quello che vedete, no? E ritorna a fiorire la vita. No? Con questi eccessi i ciechi riacquistano la vita, i sordi cominciano a sentire, addirittura i morti risuscitano. Io porto vita, dice Gesù a Giovanni, poi lo lascia pensare. Ma è interessante anche per noi, quando abbiamo dei dubbi, ecco, c'è un amico che ci incoraggia, che ci aiuta. E questo Gesù deve diventare il nostro amico, che ci indica la strada, ci indica durante i momenti bui, un po' la luce verso dove andare. Come vediamo questi, dove vediamo questi momenti o queste situazioni di speranza, come ha detto Gesù? Io dico che sono gli atti di condivisione che facciamo. Adesso Natale, tutti dobbiamo fare il regalino, ma perché lo dobbiamo fare solo a Natale? Facciamo tutto l'anno. A Natale bisogna essere più buoni, perché dopo si va in ferie? No. In modo tale che tutto il nostro mondo viene cambiato. Stamattina predicavo in un'altra parrocchia, in un'altra chiesa, e dico: i morti risorgono. Un paese morto come Porzus, no? Scusate, no? È risorto. Ci sono i cori che vengono a cantare, no? Ci siete voi a messa. No? Sono questi piccoli atti di condivisione, condividiamo il tempo insieme, no? Condividiamo anche i soldi che occorre per il petrolio o altro. No? Ecco, atti di condivisione per dare ancora forza al nostro mondo o alla nostra piccola comunità. E ora il Natale ci arriverà che noi riusciamo a vedere Gesù in questi bambinelli o in questi poveri che siamo noi, no? E riusciamo a scoprire il volto di Gesù, perché portiamo speranza come Gesù. C'è un canto che dice: Dio si è fatto come noi per farci come Lui, no? Scoprire Lui nell'altro e andare avanti insieme nella vita, portando speranza a questo mondo che è sempre lo stesso, un mondo di divisione, un mondo buio. No? Ecco, siamo chiamati come cristiani a portare questa speranza, no? Qui in Europa,
qui in Italia, qui a Porzus, un mondo diviso, no? E invece che di trovare l'unità nella divisione. Ecco, siamo qui proprio per questo motivo, creare questa unità, l'unità che Gesù è venuto a portarci. Preghiamo con queste intenzioni e con tutte le vostre intenzioni e tramite Santa Lucia che benedica i nostri sforzi e che ci aiuti in questi sforzi a trovare quella luce che il Signore è venuto a portare e che lei ci aiuti proprio a vedere la strada, e la strada è Gesù. Io sono via, verità e vita. Per la sua intercessione chiediamo la vista di Gesù su di noi, su tutte le nostre necessità. Facciamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose, visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza, discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, mentre pregustiamo la gioia del Natale che si avvicina, affidiamo al Signore i desideri di bene che portiamo in cuore per la Chiesa, per il mondo, per noi. Preghiamo insieme. Vieni, Signore Gesù. Vieni, Signore Gesù. Per la Chiesa. Nelle tribolazioni e nelle prove conservi sempre la gioiosa speranza della salvezza e l'annunci con costanza nell'attesa del Signore che viene. Preghiamo. Vieni, Signore Gesù. Per chi è stanco e sfiduciato, rinfranchi il suo cuore pensando all'immensa bontà del Padre che manda il suo Figlio a salvarci, e a Lui si affidi con serena fiducia. Preghiamo. Vieni, Signore Gesù. Per i perseguitati per la fede, coltivino la persuasione che, come avvenne per San Giovanni Battista, la loro sofferta testimonianza prepara la via a Cristo Signore. Preghiamo. Vieni, Signore Gesù. Per noi qui presenti, il nostro incontro eucaristico ravvivi la gioia della fraternità e ci renda capaci di avvertire la vicinanza di Gesù nelle vicende quotidiane. Preghiamo. Vieni, Signore Gesù. Zautrujene in tiste, ki so izgubili upanje, potolaži njih srca v neskončni dobroti najvišjega. La tua venuta ci conforti, o Signore, e sostenga in noi la lieta speranza di godere un giorno con te il gaudio eterno. Tu vivi e regni nei secoli dei secoli.
Insieme preghiamo perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. A lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Sempre si rinnovi, o Signore, l'offerta di questo sacrificio che attua il santo mistero da te istituito e con la sua divina potenza renda efficace in noi l'opera della salvezza, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, il Signore nostro. Egli fu annunciato da tutti i profeti. La Vergine Madre l'attese e lo portò in grembo con ineffabile amore. Giovanni proclamò la sua venuta e lo indicò presente nel mondo. Lo stesso Signore che ci invita a preparare il suo Natale ci trovi vigilanti nella preghiera, esultanti nella lode. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli, agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti ringraziamo per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente
Per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea Bruno e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli, tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Ora, come Gesù ci ha insegnato, cantiamo il Padre nostro. Recitiamo. Ođak naš ste na nebesah, posvećeno bude tvoje ime, pridih nam tvo kralevsko, zgodi se tvoja volja, kot je na nebes, tako tu na zemlju. Dej nam naš vsakdanji kruh i nas odpuščaj naše duhe, kakor mi odpuščemo naše dužnje. Naši dužmo in nas me opej, vsakdanjo tam vjen nas ries vse huda. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale alla Chiesa unità e al mondo la pace, secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Cambiamoci un gesto di pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo.
Preghiamo. O Dio nostro Padre, la forza di questo sacramento ci liberi dal peccato e ci prepari alle feste ormai vicine. Per Cristo nostro Signore. Allora, Pietro sa parlare bene lo sloveno, io ringrazio e saluto in italiano. Allora, intanto facciamo un augurio a Don Vittorino, che guarisca presto, ritorni tra di noi, però non ci dispiace di avere Paoletti, speriamo che non abbia paura della neve e che venga presto con lui. Ringraziamo il coro che è venuto qui con noi a cantare la Capodistria. Dato secco, anche se c'era la neve, sono venuti lo stesso. A fine fanno un piccolo concerto, perché c'è la neve col vino, hanno un po' di paura a sempre, no? Comunque in ogni caso avremo uno come a Pipì. Ora va bene. Allora dopo l'antologo mette a disposizione per chi vuole un dolcetto, una
Dragi prijatelji, dragi pevci in glasbi, pozdravljeni in dobrodošli na današnji koncert Potocine. Cari amici, cari cantori e musicisti, buon pomeriggio e benvenuti a questo concerto a posto. Za svojimi glasovi nas danes razveseljujejo pevke ženskega pevskega zbora Proste Controvel pod vodstvom dirigenta Marka Stocca. A introdurre questo pomeriggio di musica sono state con le loro voci i cantanti del coro femminile di Prosecco Controvello guidati dal direttore Marko Stocca. Repertoar zbora že več kot 20 let odseva njegovo hkrati tradicionalno in podobno dušo, ki prepleta liturgične pesmi z popularnimi melodijami, z zavestjo, da zatem prispeva k ohranjanju in razvoju slovenskega petja na mejnem prostoru. Tako naj bo nocojšnji glasbeni in pevski popoldan v domači cerkvi v gorski vasici trenutek, ko se zamislimo, kako pomembno je ohranjati korenine, lastne jezike in krajevne identitete, ki lahko sobivajo navkljub in prav zaradi svoje različnosti. Da oltre 20 anni il repertorio del coro riflette la sua anima tradizionale e moderna, che intreccia canti liturgici con melodie popolari, con la consapevolezza di contribuire alla conservazione e allo sviluppo del canto sloveno nella zona di confine. Che questo pomeriggio di canto e musica qui, nella chiesa di questo paese di montagna, ci faccia riflettere su come sia importante mantenere radici, le proprie lingue e identità locali, che possono coesistere nonostante e proprio a causa della loro diversità. Questo è possibile sia in famiglia, sia nelle scuole, nelle chiese e in pubblico. Predno se prepustimo glasbi, naj se zahvalimo organizatorjem koncerta. To so Združenje Don Eugenio Blanchini iz Čedada, Prostovoljno društvo Amici di Portus,
v sodelovanju z domačo župnijo in pod pokroviteljstvom turistične občine Asten. Prima di lasciarci andare nella musica, lasciate che ringrazi gli organizzatori del concerto, ovvero l'Associazione Združenje Don Eugenio Blanchini di Cividale, il Pro Loco Amici di Portus, in collaborazione con la parrocchia e col patrocinio del comune di Atini, dove si parlano 3 lingue. Med publiko pozdravimo še predstavnico občine Barbaro Pojano. Tra il pubblico salutiamo anche assessore di comune di Atini, Barbara Pojana, padre missionario Saveriano Edi Foschiato, che ha aiutato tanto, Saverski Patra Edi Foschiato, in Luciano Turco, ki je predsednik Združenja Amici di Portus iz Porcine. E a Luciano Turco, come presidente di Pro Loco Amici di Portus. Danes nam boževski pevski zbor Prote Kontovel pod vodstvom Marka Štoka zapel še 4 pesmi, od katerih bo ena tudi v furlanščini, katerim bo sledil nastop instrumentalnega dua Štoka za izvedbo skladbe Café 1930 Astorja Piazzolla. Oggi il coro femminile Prosecco Contovelo, diretto da Marco Stocca, canterà altre 4 canzoni, una dei quali sarà anche in friulano, e prima di queste il duo strumentale Stocca con l'esecuzione del brano Café 1930 di Astor Piazzolla.
Madonna
santo, Madonna. Di pietà mariana, se questa cappella che dopo 150 anni è stata riscoperta come luogo di preghiera, di pietà, aiuta i friulani a rispettare il messaggio della Madonna che avrebbe dato Teresa, cioè di non bestemmiare il Signore ma onorarlo. Secondo, di fare penitenza perché si recuperi il valore morale e spirituale del popolo, di cui ha tanto bisogno anche il Paese Italia in questo momento. Si santifica poi la festa mediante il rispetto del riposo festivo, soprattutto l'anta messe la domenica per